conferenza stampa per la 12ª edizione del Palio Remiero di Cavallino Treporti, Palio Remiero delle Contrade, che si svolgerà il 19 giugno. Una conferenza stampa molto mirata, si è andata in profondità, si è parlato veramente del Palio in quanto manifestazione, simbolo del territorio. Sì, perché penso che sia proprio così, nel senso che il Palio è veramente la manifestazione come dire, che valorizza al meglio il nostro territorio comunale, perché mette assieme una serie di eccellenze del territorio stesso, dall'ambiente all'ambito lagunare, allo sport della voga, con altre eccellenze di tipo più tradizionale, come ad esempio la gastronomia e l'agricoltura, e quindi la conferenza stampa ha avuto in qualche modo il compito, diciamo così, di evidenziare queste valenze e in modo particolare anche di far assumere agli enti pubblici un impegno concreto affinché questa manifestazione si radichi ancora di più e possa avere uno sviluppo anche nel futuro. 19 giugno 2011, 12° Palio Remiero delle Contrade di Cavallino Treporti. Siamo con l'assessore al turismo della provincia di Venezia, l'assessore Andreuccia. La cultura, lo sport, la tradizione. Ma io credo che innanzitutto siamo in uno scenario favoloso, e cioè Cavallino Treporti, questa striscia di terra tra acqua, di mare, di laguna e di fiume, per cui questo evento, il Palio, penso sia un po' l'emblema che in qualche modo può essere utile per promuovere Cavallino, per promuoverlo per la sua tipicità e soprattutto autenticità, perché si parla di voga alla veneta, si parla di partecipazione popolare, ma soprattutto anche di coinvolgimento dei turisti, per cui in questa edizione, dove li vogliono anche coinvolgere attivamente, penso che ci possa essere proprio un valore aggiunto che ci può portare anche a essere più competitivi nell'offerta, e cioè coinvolgere i turisti in quella che è la nostra tradizione, che direi unica, perché effettivamente la voga alla veneta è una cosa di cui ci possiamo fregiare noi della provincia di Venezia. Assessore, le aspettiamo alle cene delle Contrade. Sicuramente sì, e invito anche tutti voi a venire, perché sicuramente penso sia un evento che può lasciare molta emozione. Mi ha telefonato un giorno il mio amico Pier Giorgio Baroldi, mi ha detto: Gianmaria, vuoi fare il Palio del Cavallino Treporti? Ero molto preoccupato perché non ho mai fatto una cosa del genere, e ho detto: Pier Giorgio, lasciami pensare. Dopo un quarto d'ora o anche mezz'ora ho telefonato, ho detto: Pier Giorgio, faccio il Palio, e ho avuto un'idea che è quella che voi vedete riprodotta. Ho pensato a un sole, che è il sole della laguna, il sole e 9 strisce di colori. E 9 strisce di colori che sono il marrone, il bianco, il rosso, cioè i colori dei gondolini. In una striscia ho fatto una lesca di pesce, pensando al pesce della laguna, e così è venuto fuori il Palio che qui è riprodotto.